l'elicottero diretto a Resana è disperso sull'Appennino. Finite le speranze per le 7 persone a bordo, compreso il pilota Corrado Levorin. È il momento del dolore, siamo frastornati, dicono amici e colleghi. Aperta un'inchiesta, ma non si trova la scatola nera. Tragico incidente a Conegliano, il flessibile scivola mentre sta lavorando in giardino, arteria femorale recisa, un pensionato, l'uomo muore dissanguato in pochi minuti. Svolta nelle indagini sull'auto pirata che ieri pomeriggio a Breda di Piave ha investito un ciclista e poi si è allontanata senza soccorrerlo. L'uomo intanto resta in gravi condizioni al Cafoncello. Domani dalle 7 alle 23 il voto in 17 comuni trevigiani, dappertutto urne aperte anche per il referendum sulla giustizia. Lunedì dalle 14 su Antenna 3 la maratona elettorale. Punti Treviso bloccato dagli anarchici dopo la richiesta della procura di infliggere al 43enne spagnolo Juan Fernandez una condanna a 28 anni per l'attentato al K3 di Villorba, sede della Lega. Inchiesta sulle case popolari, scatta la difesa di Simone Garbin, che per la procura sarebbe stato l'intermediario tra uffici comunali e Rom. Per il legale, il 40enne giostraio era una sorta di mediatore culturale. Stop ai buoni pasto per 24 ore la protesta organizzata per mercoledì da bar, ristoranti e negozi di alimentari. Commissioni troppo elevate, serve un tetto, attaccano. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano c'è la cronaca con il tragico epilogo dopo 3 giorni di ricerche dell'elicottero che era diretto a Resana e che era disperso sull'Appennino tosco-emiliano. Finite dunque le speranze per tutte e 7 le persone a bordo, compreso il pilota padovano 33enne Corrado Levorin. C'è il dolore degli amici, c'è un'inchiesta aperta anche se non si trova per ora la scatola nera. La cronaca dell'ultimo giorno di ricerche. Sono da poco passate le 11 quando uomini e mezzi si concentrano sul Monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano. È qui che poco prima il velivolo della Guardia di Finanza individua un cratere tra la fitta vegetazione. Escursionisti parlano di detriti sparsi. Con il passare dei minuti il quadro si chiarisce in tutta la sua drammaticità. È l'elicottero scomparso dai radar nella tarda mattinata di giovedì, impegnato a fare la spola tra la Toscana e la ditta Rotocart di Resana nel Trevigiano per un evento aziendale. A bordo 6 clienti stranieri, 4 manager turchi e 2 libanesi. Il pilota è Corrado Levorin, 33enne padovano di Polverara. Man mano che i soccorritori confluiscono in zona si azzerano le speranze. Inizialmente vengono trovati 5 corpi esanimi, 2 i dispersi, poi il bilancio si fa definitivo. I passeggeri del volo sono tutti morti. La notizia rimbalza anche sulle televisioni medio orientali. A Polverara, dove vivono i genitori di Levorin, Graziano e Grazia, cala il gelo. È il momento del dolore, dicono senza aggiungere altro. Anche dalla società Avio tiene, quell'elicottero rosso scuro era uno dei loro simboli. Levorin, un dipendente scrupoloso, fino a un anno fa collaboratore alla Ala Salese di Santa Maria di Sala. Qui lo conoscevano in tanti, allievi diventati con il tempo anche amici. Veramente il sentimento comune di grande prostrazione, di grande dispiacere, perché ci tocca dal vivo, non soltanto perché è una persona che conoscevamo, ma anche perché è una persona che è mancata facendo quello che noi facciamo spesso, quindi in questa nostra passione. Ma la traiettoria del cordoglio unisce tanti punti del Veneto. Siamo costernati e senza parole. Le speranze sono purtroppo finite. Le parole di Giuliano Gelain, titolare della Rotocart di Resana. Doveva essere un momento di gioia, è diventato di dolore. Di certo restano tantissimi punti da chiarire. I carabinieri di Lucca, provincia dalla quale si è alzato l'elicottero, hanno iniziato i primi accertamenti sentendo i vari responsabili degli aeroclub coinvolti. Da chiarire il mancato funzionamento dell'Emergency Locator Transmitter, una sorta di scatola nera che trasmette in caso di impatto la localizzazione. Sono stati richiesti piano di volo e tracciati radar. La stessa Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta, mentre sarebbe stato acquisito anche il video che uno dei passeggeri avrebbe inviato al figlio e che racconterebbe di una violenta tempesta proprio prima dello schianto. Ogni elemento al momento è utile per un'indagine che si preannuncia complicata. Altra cosa gli ricordo, quello di Levorin, incancellabile. Come persona era un ragazzo splendido, io me lo ricordo come un ragazzo molto umano, molto semplice, umile, amichevole, aveva sempre la battuta pronta, ma in senso buono, in senso amichevole. Era un ragazzo anche quasi affettuoso. Le fotografie che circolano in questi giorni con questo sorriso veramente molto simpatico e generoso descrivono proprio la sua personalità di un ragazzo buono, ecco, di un ragazzo buono.
Con la cronaca conegliano è un tragico incidente domestico, a perdere la vita un 73enne, fatale ieri pomeriggio l'uso di un flessibile. È bastato un istante per trasformare un tranquillo pomeriggio di lavoro nel giardino di casa in tragedia. Era solo nella sua abitazione sulle colline di Conegliano, Roberto Armellin, quando il dramma si è compiuto. Il flessibile ha appoggiato la tavola di legno sulla quale stava lavorando, la lama in azione e lo strumento che improvvisamente scivola. Il pensionato 73enne non ha fatto in tempo a scansarsi e quella lama rotante è caduta sulla sua gamba, recidendo l'arteria femorale. Una ferita gravissima che non lascia scampo. Armellin è morto praticamente dissanguato. Quando un familiare giunto sul posto lo ha trovato a terra esanime in giardino, non c'era più nulla da fare. I sanitari del SUEM 118 arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le indagini affidate al commissariato di Conegliano hanno accertato che si è trattato proprio di un tragico incidente domestico. E adesso la svolta invece nelle indagini sull'auto pirata che ieri pomeriggio a Breda di Piave ha investito un ciclista e poi si è allontanata senza soccorrerlo. Individuati infatti l'auto del pirata che apparterrebbe a un 90enne, intanto il ciclista, il 57enne di Paese, resta gravissimo in ospedale. È stata identificata l'auto pirata che ieri pomeriggio in via del Vesco, al confine tra i comuni di Breda di Piave e Maserata, ha investito un ciclista di 57 anni di Paese, allontanandosi poi senza prestargli aiuto. Le condizioni dell'uomo, prontamente soccorso dai sanitari del SUEM, sono apparse subito gravi. Una volta intubato è stato trasportato al Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva. La svolta nelle indagini condotte dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana è arrivata grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Durante i rilievi gli agenti avevano recuperato anche uno degli specchietti laterali della vettura. L'auto, posta sotto sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria, è risultata essere di proprietà di un ultra novantenne residente nel Trevigiano. Sono ora in corso ulteriori accertamenti che dovranno confermare l'identità del conducente alla guida della macchina al momento dell'incidente. Il 57enne ieri pomeriggio stava rientrando a casa a Paese dopo aver fatto visita alla sorella che abita a Breda di Piave. Stava percorrendo via del Vesco in direzione Maserata quando è stato investito dall'auto. Nell'impatto è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, finendo a terra sulla corsia opposta. Sul cielo della strada ora restano i segni lasciati dagli agenti durante i rilievi e un sacco nero. All'interno gli indumenti e alcuni effetti personali del ciclista. Chi vive lungo via del Vesco racconta di una strada spesso percorsa ad alta velocità dagli automobilisti. Qui corrono da matti, sia che vengono da Breda di Piave, che fanno le corse tra macchine, non tutti i giorni ma spesso. Le gare che vedo io arrivano dal Paese, da Breda di Piave verso Varago. È successo anche durante il giorno, però ultimamente lo fanno la sera. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco, parliamo però del voto, i seggi in allestimento dal pomeriggio di oggi, quindi dalle 16 di oggi è iniziata la preparazione dei seggi in vista di domani. Nella Marca domani si eleggono i nuovi sindaci di 17 comuni, da Casale, il centro più grande, a Zenson, il più piccolo, e poi in tutta la provincia urne aperte per il referendum sulla giustizia. Sono 17 i comuni al voto domani nella Marca trevigiana per il rinnovo di sindaco e di ben 208 consiglieri comunali e 101.733 gli elettori aventi diritto, poco più del 12% della popolazione provinciale. Ben più ampia la platea che qui come altrove dovrà invece esprimersi sui 5 quesiti referendari relativi alla giustizia, per i quali la vera incognita è l'affluenza. Nessuno dei comuni al voto per le amministrative supera i 15.000 abitanti, tutto si risolverà quindi al primo turno. Centri relativamente piccoli, ma in cui l'esito della consultazione avrà certamente risvolti politici nel territorio. Alle urne per eleggere il nuovo sindaco: Casale sul Sile, Silea, Breda di Piave per rimanere nella cintura urbana del capoluogo, e poi Borso, Castelcucco, Possagno, Segusino, Resana, Trevignano, Zenson e al di là del Piave Susegana, Santa Lucia, Tarzo, Cappella Maggiore, Godega di Sant'Urbano, Fontanelle e Cessalto. Il più popoloso Casale sul Sile, Zenson il
comune più piccolo. Santa Lucia l'unico in cui si presenta una sola lista e dove quindi il quorum sarà determinante, pena il commissariamento. 39 i candidati in corsa come primi cittadini e altrettante le liste che contengono ben 496 nomi su cui esprimere comune per comune le proprie preferenze. Si vota solamente domani, urne aperte dalle 7 alle 23 e uffici dei comuni operativi per rilasciare il certificato elettorale a chi lo avesse smarrito o esaurito. Il primo spoglio domani sera sarà quello per il referendum che coinvolgerà l'intera penisola. Da lunedì alle 14 apertura delle urne per le amministrative. Salvo imprevisti, a metà pomeriggio già si sapranno i nomi degli uomini e delle donne che reggeranno i 17 municipi per i prossimi 5 anni. Torniamo alla cronaca, il PUT di Treviso bloccato stamane dagli anarchici dopo la richiesta della procura di infliggere al 43enne spagnolo Juan Fernandez una condanna a 28 anni di reclusione per l'attentato alla K3 di Villorba. Prima il presidio davanti al tribunale, poi il corteo non autorizzato che ha bloccato il PUT per lunghi minuti per protestare contro la richiesta di condanna avanzata dalla procura, quasi 30 anni di carcere, tanto da dover essere dispersi dalle forze dell'ordine. A inscenare la doppia contestazione anarchici provenienti da diverse zone d'Italia che si sono radunati davanti a Palazzo di Giustizia per la nuova udienza a carico di Juan Sorroche Fernandez, lo spagnolo di 43 anni accusato di aver organizzato l'attentato dell'agosto 2018 al K3, la sede provinciale della Lega a Fontane di Villorba, con la procura che ha chiesto una condanna molto pesante, 28 anni, malgrado dalle accuse contestate sia stata esclusa l'ipotesi di tentata strage. Ormai il processo è addirittura d'arrivo, oggi ha concluso la pubblica accusa con una richiesta tutt'altro che trascurabile, in linea del resto con le contestazioni che sono state mosse e probabilmente riconosciute a processo. Ovviamente spetta alla Corte il giudizio e le parti civili concluderanno la prossima udienza. Ma la richiesta della pubblica accusa ha scatenato la reazione dei contestatori all'esterno che hanno deciso di marciare lungo il PUT bloccando il traffico e arrivando fino all'altezza della stazione. Lì gli uomini della Celere li hanno convinti a desistere. E penso si commentino da soli a ciascuno l'analisi di quegli atteggiamenti. I giudici della Corte di Assise pronunceranno la loro sentenza il prossimo 2 luglio rispetto a un caso di estrema gravità. I 2 ordigni posizionati quella sera d'estate al K3 potevano uccidere tanto chi era all'interno della sede quanto le forze dell'ordine intervenute dopo la prima esplosione. Le contestazioni muovono dal dato fattuale, è certamente importante il posizionamento di ordigni esplodenti che abbiano quella micidialità, è cosa che dovrebbe allarmare ciascuno e non solo la comunità locale. Adesso invece l'inchiesta sugli alloggi popolari. Scatta la difesa di Simone Garbin, il giostraio quarantenne accusato di essere un tramite fra Rom e Comune. Era solo una facilitazione di rapporti, una sorta di mediazione culturale, spiega il legale dell'uomo. Si è trattato solamente, per quanto riguarda il rapporto tra Garbin e l'amministrazione comunale, gli uffici e il dottor privato, di un'attività assolutamente lecita, quale quella di facilitare non le assegnazioni ma facilitare i rapporti tra le famiglie richiedenti che erano già in graduatoria e l'amministrazione comunale. Scatta la difesa anche per Simone Garbin, il quarantenne giostraio che secondo gli inquirenti prometteva alloggi popolari sicuri alle famiglie rom, un intermediario in piena regola stando all'impianto investigativo di procura e carabinieri che si sarebbe fatto consegnare soldi e regalie per poi riversarli nelle tasche dei dipendenti comunali amici. Ho i contatti giusti, diceva o millantava il quarantenne. Lo stesso Garbin riferiva ai suoi interlocutori di avere rapporti privilegiati con il dirigente del settore casa Stefano Pivato, che in questi giorni nega con forza qualsiasi coinvolgimento. Non era un'intermediazione in odore di illegalità, dice l'avvocato di Garbin, Fabio Crea. Io non parlerei di tramite, parlerei di un interessamento da parte di alcuni conoscenti piuttosto che famiglie disagiate che hanno interessato appunto Garbin perché, come dire, intercedesse in maniera assolutamente lecita nei confronti dell'amministrazione comunale per facilitare un dialogo con l'amministrazione che a volte per determinate famiglie è difficile proprio
per le particolari condizioni in cui si trovano. In alcuni settori chiamano mediatori culturali. Garbin è noto alle cronache della Marca, nel suo passato diversi reati contro il patrimonio, un curriculum delinquenziale di peso, rapine e furti in banca, la specializzazione. Tanto tutti sanno che in comune basta pagare per avere la casa, il contenuto di una mail inviata in prefettura da una persona rom un anno fa. Un quadro inquietante per gli investigatori, mentre per la difesa tutto può essere spiegato. La volontà di chiarire la propria posizione presuppone la volontà di presentarsi davanti agli inquirenti e raccontare la propria versione, contribuire a chiarire appunto degli elementi che in questo momento potrebbero anche essere dubitativi perché sono elementi di investigazione. Stop ai buoni pasto per 24 ore. La protesta organizzata per mercoledì 15 giugno dai negozi alimentari, bar e ristoranti. Vediamo perché. I buoni pasto sono nati da un'idea sicuramente positiva, che era quella di permettere alle persone di mangiare e con quel sistema che conosciamo bene tutti. Sono partiti con delle commissioni accettabilissime del 2-3% e progressivamente negli anni queste commissioni sono arrivate al 20%, che però questo 20% non è nemmeno reale perché poi è considerato sul nominale, cioè per una serie di motivi arriva addirittura al 25-28%. Riccardo Zanchetta, presidente di Fidaconfcommercio Provinciale, il gruppo dei dettaglianti alimentari, spiega così i motivi che hanno spinto negozi e locali allo sciopero dei buoni pasto. Mercoledì 15 giugno queste attività non accetteranno i ticket da parte dei clienti né per i pranzi né per fare la spesa. All'iniziativa aderiscono anche le imprese della distribuzione commerciale, dai piccoli esercizi di vicinato fino ai supermercati e ipermercati della distribuzione organizzata aderenti a Fidaconfcommercio Treviso. La nostra è una protesta che ha l'obiettivo di salvaguardare la funzione del buono pasto, perché se si va avanti così sempre meno aziende saranno disposte ad accettarli. Insomma, il buono pasto rischia di diventare davvero inutilizzabile in un momento di ripresa importante per i pubblici esercizi, spiega Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio. Un meccanismo nato per andare incontro ai lavoratori ma che ora rischia di incepparsi, portando a dei costi che sono diventati insostenibili, che poi non sono solo insostenibili per l'azienda in quanto tale, ma sono insostenibili perché poi devono essere ricaduti nel prodotto finale che poi paga il consumatore. Gli esercenti chiedono una vera riforma che renda il sistema economicamente sostenibile. Assolutamente necessario che le autorità, lo Stato in primis con i suoi organismi, intervenga anche in questo caso a porre un tetto concertato con le aziende che producono questo servizio e naturalmente con chi come noi siamo in prima linea. E anche Veneto Imprese Unite sostiene la giornata del 15 giugno promossa da FIPE. È importante mostrare un comparto unito di fronte a questa storica battaglia, oggi più che mai attuale, anche in virtù dell'aumento dei costi delle materie prime che rende ormai impossibile generare profitti con i pagamenti in buoni pasto, spiega Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Intanto si rischia un punto di non ritorno per le famiglie della Marca tra salari bassi e inflazione record. L'allarme della CGIL di Treviso che si prepara alla grande manifestazione del 18 giugno a Roma. Io credo che se c'è una soglia di non ritorno o l'abbiamo già superata o siamo sul bordo, nel senso che penso che le famiglie con le ultime bollette che sono arrivate abbiano dato fondo alle risorse se ne avevano di accantonate precedentemente, tenendo conto che arriviamo anche da un periodo di crisi pandemica e prima ancora un periodo di crisi finanziaria che hanno dato una mazzata ai salari. Il quadro è impietoso e in rapido aggiornamento e non potrebbe essere altrimenti vista la rincorsa dei prezzi trascinati dal caro bolletta, inflazione record e salari al minimo storico con Treviso che in fatto di retribuzioni perlomeno regolari arranca, 1.400 euro al netto delle ritenute lo stipendio medio nel Veneto e nella Marca, 300 euro in meno rispetto alla media nazionale. Certo bisogna capire i contorni del nero ancora diffuso, più in generale sui salari servono misure urgenti. Attraverso una rimodulazione anche della tassazione dei salari, attraverso il taglio del cuneo fiscale, ma non solo, vanno rinnovati i contratti.
Rimodulazione che va ancorata anche al rialzo dei costi energetici, dice la CGIL, se no il rischio impoverimento è dietro l'angolo. A proposito, il reddito di cittadinanza nella Marca vede 6.258 destinatari, circa 3.000 le famiglie interessate, poco meno di 500 euro l'assegno medio. Numeri contenuti, dice Visentin, che non giustificano la colpevolizzazione dello strumento quando si parla di carenza di manodopera. Tutti i temi affrontati in un'assemblea pubblica alle Stefanini di Treviso, e questo in vista della grande manifestazione prevista per il 18 giugno a Roma. Salari, costi dell'energia, pace, tutti i temi connessi per la CGIL trevigiana che si prepara a raggiungere la capitale. Saremo intorno ai 400-500, adesso stiamo raccogliendo le ultime adesioni in questa settimana, e chi volesse unirsi alla comitiva lo può fare rivolgendosi alle nostre sedi, e saremo ben lieti di fare un tratto di strada assieme. Non si terrà nessun evento domani sul parabai di Maserada. Con una breve nota affidata ai social, l'amministrazione comunale fa sapere che nell'area sulle Grave del Piave non si terrà la prova di corsa con i levrieri calendarizzata dall'Enci nella pista in costruzione, che tante critiche e polemiche ha scatenato da parte delle associazioni animaliste, e appunto tante polemiche. Dal comune fanno sapere che l'Enci non programmerà più alcun evento al parabai almeno fino alla fine dell'anno. L'impianto non è ancora terminato. Secca la replica delle associazioni che contestano i lavori. Che si scopra poche ore prima di un evento largamente preannunciato che l'impianto non è terminato appare piuttosto bizzarro. Quale che sia la situazione, non cambia le ragioni della petizione. Avremo avanti fino alla revoca o annullamento della concessione. Le firme contro la pista sono già quasi 70.000. L'incontro con l'amministrazione di Maserada per consegnare la petizione è previsto per il 25 di giugno. Si terrà invece con tutti i crismi la seconda edizione di Insuperabile dal 15 al 18 settembre, un evento che mette insieme valori come l'inclusione, lo sport, l'arte e il territorio. La parola d'ordine è inclusione, un evento, Sei Insuperabile, che ha l'obiettivo di promuovere l'attività paralimpica. 1200 disabili avranno la possibilità di provare numerose discipline sportive, e per questa seconda edizione la novità, l'iniziativa Torch Run, che annuncerà tutti i giochi degli Special Olympic che verranno realizzati a Possagno, finali nazionali di tennis, calcetto integrato e basket integrato. Questa Torch Run quest'anno annuncerà anche un evento importantissimo, e cioè la costruzione a Possagno del primo centro paralimpico per l'Alta Italia per la formazione di atleti con disabilità. La torcia partirà da Treviso venerdì 16 settembre e arriverà a Possagno sabato alle 8:30, accolta dal vescovo di Treviso. La porterà un poliziotto accompagnato da un disabile, sempre da un ragazzo disabile. Accenderanno il braciere prima a Castelfranco, poi l'accenderanno ad Asolo, e successivamente il braciere verrà definitivamente acceso a Possagno il giorno della manifestazione. A questa manifestazione prenderanno parte ragazzi di 29 cooperative provenienti da 5 province diverse e di 3 regioni. Con questo lanciamo anche l'iniziativa del 2023, perché nel 2023 questa stessa edizione Sei Insuperabile sarà europea, 6 nazioni aderiranno. Testimonial, volti che hanno fatto la storia dello sport, da Adriano Panatta, Cristian Ghedina, Deborah Compagnoni e tanti atleti paralimpici che hanno vinto l'oro nell'ultima Olimpiade. Questa medaglia è una medaglia particolare perché per me è il primo campionato mondiale che ho vinto con la mia nazionale, ma soprattutto ha un significato che va oltre a quello sportivo, perché per me è il massimo ringraziamento al mio donatore che mi ha permesso di essere in campo durante quel mondiale in Inghilterra nel 2019. Sicuramente è importante avvicinarsi allo sport, anzi soprattutto per le persone che si sentono diverse, così per dire, ma in realtà non sono così diverse, e lo sport rappresenta questa cosa, non fa sentire le persone diverse ma le fa sentire come chiunque, perché lo sport permette di fare qualunque cosa a tutti quanti. Adesso le notizie dal Bellunese. In apertura della cronaca sarà l'esame del DNA lunedì ad accertare l'identità della persona trovata carbonizzata stamane in un camper ad Auronzo di Cadore. Potrebbe trattarsi di un 50enne di Marcon. Forse ieri sera qui si era acceso un piccolo fuoco. Tutto quello che rimane oggi, purtroppo, è quello che vedete. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Santo Stefano sono intervenuti questa mattina per l'incendio di un camper parcheggiato in località miniera sopra Somprade, una frazione di Auronzo, a ridosso della strada regionale 48 delle Dolomiti.
Purtroppo all'interno del veicolo c'era una persona morta carbonizzata, probabilmente un uomo, anche se ci sono tracce femminili come una scarpa piuttosto che un telaio di bicicletta. Il camper è andato completamente distrutto. Ciò che si decifra tra targa e numero di telaio ha portato a sospettare si possa trattare di un cinquantenne di Marcon, in provincia di Venezia, che aveva un'ex moglie e una figlia con le quali però non aveva più rapporti. Non è nemmeno da escludere che la vittima ormai vivesse stabilmente nel furgone andato distrutto. L'ultima parola sull'identità della persona deceduta spetterà all'esame del DNA disposto per lunedì dalla Procura di Belluno. L'intera area è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Le fiamme potrebbero essere divampate per un cortocircuito dell'impianto elettrico, come a causa di una stufa, piuttosto che per il mozzicone di una sigaretta. Si può solo sperare che l'uomo sia aspirato, tramortito dal fumo, prima che le fiamme distruggessero tutto. E poi un'alpinista taiwanese che è rimasta sospesa nel vuoto a un centinaio di metri da terra. È stata recuperata assieme al compagno dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. La cordata si è trovata in grande difficoltà sulla torre piccola del Falzarego. La coppia, 26 anni lei di Taiwan, 34 anni lui austriaco, dopo aver scalato la via delle guide ha sbagliato a calarsi nel rientro in parete finché completamente fuori dal tracciato corretto la ragazza si è trovata nel vuoto alla fine delle corde sopra uno strapiombo. Dall'elicottero è stato calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 50 metri dalla scalatrice per provvedere al suo recupero dopo averla assicurata a sé e aver reciso le sue corde. Caricato a bordo subito dopo anche il compagno che era fermo in sosta appena più sopra. Vediamo allora anche nel bellunese la giornata di voto di domani sia per i comuni che per il referendum. Domani e solo domani si vota in tutti i comuni per i 5 referendum, in 12 anche per il rinnovo di consiglio comunale e sindaco. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio dei referendum avranno inizio dopo la chiusura della votazione, mentre per le amministrative si procederà lunedì pomeriggio dalle 14. Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le votazioni. Sulla propria tessera elettorale è indicato il numero della sezione nella quale ci si deve recare a votare. Per farlo, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e avere la tessera elettorale. In caso di smarrimento di quest'ultima, i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Lunedì si sapranno sicuramente i nomi dei sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti dove ci siano state almeno 2 candidature e in quelli sopra i 15.000 come Belluno e Feltre a condizione che uno dei contendenti abbia raggiunto il 50% più 1 dei consensi. Dove invece, come accade a Tambre, Fonzaso, Ribamonte e Chiesa Maggiore, c'è un solo candidato, sarà dirimente il raggiungimento del quorum del 40% più 1 degli aventi diritto al voto, con esclusione dei residenti all'estero. Per le amministrative sono chiamati al voto oltre 78.000 bellunesi, con una leggera prevalenza di donne. Se Belluno, con i suoi quasi 34.000 aventi diritto al voto, seguito da Feltre con quasi 20.000, è il comune più grande, il comune con meno votanti è invece Rivamonte, che ne ha soltanto 535. Potranno votare in ospedale le persone ricoverate e sono stati predisposti seggi volanti per le persone in quarantena da Covid che ne abbiano fatto richiesto alla prefettura. Allora, per conoscere tutti i risultati, i commenti, le analisi del voto, i vincitori e gli inevitabili vinti di queste elezioni amministrative, ovviamente anche per conoscere il risultato del referendum, ma poi soprattutto i protagonisti del voto nelle elezioni comunali in tutto il Veneto, quindi non solo nella Marca Trevigiana e non solo nel Bellunese, non potete perdervi lunedì 13 dalle 14 lo speciale elezioni su Antenna 3, una maratona non stop da non perdere, collegamenti dalle principali piazze protagoniste delle sfide, ospiti in studio come sempre per essere aggiornati in tempo reale sul verdetto delle urne. Allora vi aspettiamo lunedì dalle 14. La maratona non stop sul voto elettorale di Antenna 3. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. L'anticiclone avanza sempre di più e sul nostro territorio avremo una fase stabile, soleggiata e calda. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 12 giugno evidenzia un contesto buono. Non mancherà infatti il sole, il cielo sarà sgombro da nubi, qualche addensamento in montagna ma innocuo. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo estivo con cielo in genere sereno, venti a regime di brezza, qualche annuvolamento pomeridiano sui monti. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui dominerà il sole, il cielo sarà sereno o velato praticamente ovunque. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime oscillanti tra i 31-32 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te.